Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali di questa domenica 1° giugno che di fatto apre la stagione estiva con temperature decisamente superiori alla media. Grande affollamento su tutte quelle che sono le località balneari del nostro litorale anche per il ponte del 2 giugno e purtroppo non mancano in questo lungo fine settimana anche le brutte notizie. Una è quella che riguarda un giovane di appena 17 anni che ieri sera, poco dopo le 19:30, per chiudere la giornata in spiaggia passata con gli amici, si è tuffato a Jesolo da un pontile riportando serie lesioni. È stato trasportato con l'elicottero all'ospedale All'Angelo di Mestre e rischia la paralisi. Un copione che purtroppo si ripete e che ha visto nel corso degli anni tante iniziative e tanti appelli da parte delle istituzioni ad evitare di tuffarsi appunto dai pontili, cosa che peraltro oltre che pericolosissima è vietata. Per questo abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, l'assessore al turismo e al demanio marittimo del comune di Jesolo, Alberto Maschio. Buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Allora una notizia che non volevamo dare, naturalmente il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, non sappiamo ancora come evolverà la situazione. Certo che è preoccupante che fatti di questo tipo purtroppo continuino a ripetersi. Sì, concordo, allora non abbiamo notizie aggiornate neanche noi, insomma ci teniamo sempre poi a sapere, sperando nel meglio, insomma, l'esito di queste situazioni. È evidente che le campagne di sensibilizzazione, i divieti ancora forse non bastano, ci vuole anche però maggiore attenzione da parte dei ragazzi, questo lo devo dire, un tuffo dal pontile non vale una vita intera e quindi di prestare maggiore attenzione. Noi 2 anni fa avevamo attivato in occasione, in collaborazione anche con la tuffatrice Tania Cagnotto, una campagna di sensibilizzazione in occasione di quando gli fu dedicato il Lungomare delle Stelle, proprio per sensibilizzare i ragazzi all'attenzione, perché veramente a volte basta poco, una sciocchezza come un tuffo in spiaggia, ma laddove evidentemente è vietato i motivi ci sono, i motivi sono questi. L'augurio e l'impegno costante è quello di cercare di evitare di ritrovarsi qui anno dopo anno a dover affrontare episodi come questo, perché ogni singolo ragazzo insomma rappresenta il nostro futuro e quindi speriamo che capiscano che è molto più importante insomma un sano divertimento che correre questi rischi. Ecco, Assessore, dicevamo che oltre che estremamente pericoloso è anche vietato tuffarsi dai pontili. C'è anche chi dice: ma perché non vietiamo l'accesso a questi pontili? È una cosa che si può fare? Ma allora, di per sé i pontili sarebbero già vietati, diciamo così, perché tecnicamente nascono come opere di difesa a mare e quindi non nascono per la tintarella. Poi è pur vero che è una peculiarità della località e che quindi molti li frequentano così, però devo dire che anche quando in epoca Covid, sebbene vogliamo dimenticarlo in fretta, ma a volte ci aiuta a ricordare alcuni momenti per i quali sono state fatte alcune cose, tipo quello appunto di chiudere la base del pontile con paletti, corde, chiaramente non è che possiamo mettere delle staccionate alte 3 metri per vietarne l'accesso. Poi, stante un fondale molto basso, tipico delle nostre coste dell'Alto Adriatico, l'accesso ai pontili resta comunque facile, per cui non è così semplice vietarne l'accesso. Il divieto di per sé c'è, infatti in testa ai pontili e anche diciamo così in spiaggia, prima di salire sul pontile c'è proprio il cartello di divieto di accesso, di utilizzo del pontile e oltre quello ovviamente il divieto di tuffo. Ecco, quindi evidentemente bisogna intervenire soprattutto sulla sensibilizzazione delle persone, proprio perché prendere la tintarella è una cosa, tuffarsi è un'altra e sappiamo insomma il fondale è basso e quindi i rischi sono elevatissimi. Lei accennava poco fa, Assessore, alla campagna che avete fatto con Tania Cagnotto, quindi con questa testimonial d'eccezione. Anche l'ULSS del territorio, l'ULSS 4 del Veneto orientale,
locale 2 anni fa proprio aveva organizzato uno spot rivolto ai ragazzi, che era stato poi diffuso sui social, per sensibilizzare a questo rischio. Lo vediamo insieme, Assessore. Ecco, allora, Assessore Maschio, abbiamo visto questo spot che era stato realizzato dall'ULSS 4 del Veneto Orientale proprio per sensibilizzare, abbiamo visto le scritte in tutte le lingue per rivolgersi anche ai turisti, per sensibilizzare sui rischi che si corrono a tuffarsi dai pontili. Alla luce anche purtroppo di quanto accaduto, avete in mente qualcos'altro per sensibilizzare naturalmente i ragazzi del nostro territorio, che soprattutto nei fine settimana affollano la spiaggia, ma anche i turisti che magari non sono proprio a conoscenza dei pericoli? Guardi, allora le campagne continuano, quelle che vengono fatte con ASL, come quella fatta appunto in occasione del 2023 con la tuffatrice Cagnotto, sono costanti e ogni anno si ripetono. Evidentemente ancora non basta, e quindi il monito che rivolgiamo a noi stessi è quello di continuare a fare e cercare di fare sempre di più. Parlando anche con i concessionari, oggi abbiamo una platea tra l'altro tutti di nuovi concessionari, in buona parte in realtà i concessionari uscenti che gestiscono gli stabilimenti, anche con loro il dialogo è costante e continuo. È pur vero però, e questo forse è un po' un limite che abbiamo, che anche il personale degli stabilimenti balneari non ha grande, consentitemi il termine, forse proprio potere di incidere sui ragazzi che sono sui pontili in quel momento, perché non hanno competenze per poterli fare prestare attenzione o addirittura sgomberare dal pontile se dovesse essere necessario, perché non ricade all'interno della concessione e di per sé sarebbe già vietato, quindi non avendo compiti di polizia urbana, diciamo, non possono operare in tal senso, possono limitarsi alla sensibilizzazione. Diciamo che è un lavoro che va fatto a più mani, ovviamente, lato località, lato città, l'impegno è costante e continuo. L'auspicio è che anche lato famiglie, lato ragazzi, voglio dire, ci sia una sensibilizzazione costante e continua anche tra di loro, come fanno oggi su molti altri temi. Penso oggi, sebbene se ne parla sempre male, ma in realtà oggi i ragazzi quando escono la sera sono molto più attenti forse di quelli con qualche anno in più, ad esempio sull'attenzione alla guida in stato di ebbrezza. Qualche ragazzo che quando deve portare a casa gli amici non beve, so che è un fenomeno che sta crescendo per fortuna, perché è segno di saggezza anche di questi ragazzi, che spesso e volentieri invece ne parliamo male senza conoscerli a fondo. Mi auguro che anche su questi temi, insomma, parlino tra di loro e si rendano conto che quello che diciamo in quelle campagne, insomma, è sacrosanta verità, perché se ogni anno ci troviamo ancora a dover affrontare queste situazioni, mi auguro sempre meno, anzi mi auguro zero. In realtà evidentemente lavoro ancora tanto, ma è un lavoro di sensibilizzazione e cultura che dobbiamo fare costantemente tutti, dai media alla stampa alla città, e chiunque possa dire la propria in tal senso è senz'altro utile.
Certo. Assessore, io la ringrazio allora per essere stato con noi. Rinnoviamo naturalmente l'appello a prestare la massima attenzione e a non tuffarsi dai pontili, proprio perché il rischio è davvero elevato. Grazie all'assessore Maschio, Grazie buona a voi. giornata. Vi saluto con un in bocca al lupo al ragazzo, sperando che vada tutto per il meglio. Che condividiamo anche noi naturalmente. Grazie ancora, buona giornata all'assessore Alberto Maschio, assessore al turismo e al demanio marittimo del comune di Jesolo. Noi restiamo a Jesolo, restiamo sul litorale, perché in questo ponte del 2 giugno, che di fatto inaugura la stagione estiva anche per le elevate temperature, si stanno registrando i consueti problemi e intasamenti alla viabilità. Ne ha parlato il nostro Filippo Fois con il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti. La stagione a Jesolo è iniziata oramai da 2 settimane, è arrivato anche il bel tempo, ma si preannuncia una stagione calda anche sul fronte del traffico, sindaco. Beh, diciamo che è una costante di Jesolo. Da un lato è un segno positivo, perché significa che la nostra spiaggia, ma anche quella di Cavallino Tre Porti, perché chiariamo e ricordiamo che sulla strada che porta a Jesolo gravitano 13 milioni di presenze turistiche, 2 località balneari le più importanti d'Italia. Ovviamente questo ci impone di continuare con maggior forza il perseguimento degli obiettivi importanti che stiamo portando avanti con la Regione di rafforzamento della viabilità. Ecco, che cosa c'è all'orizzonte? Beh, intanto Via del Mare, che è ovviamente la risposta che da ormai 25 anni stiamo cercando di portare avanti. Il project financing sta andando avanti, adesso si apre la conferenza di servizi sul progetto esecutivo e speriamo, ovviamente incrociamo le dita, che sia sostenibile e che possa essere messo a terra. Siamo invece in fase più avanzata con la Bretella Est, che è una nuova strada che collegherà la rotonda Tosano, l'ingresso di Jesolo, con la zona est, una nuova strada di qualche chilometro, un investimento di 50 milioni sostenuto dalla Regione con la compartecipazione del Comune di Jesolo. Siamo attualmente in progetto di fattibilità, è in valutazione ambientale, contiamo entro l'anno di chiudere anche la conferenza dei servizi, progetto esecutivo e 2027 avvio lavori. Ecco, invece per l'autostrada del mare che tempistiche si prevedono? Beh, allora, che non tutti eravate d'accordo qua con i comuni del litorale. Beh, diciamo, allora, i comuni del litorale sono fermamente convinti, quindi Jesolo e Cavallino, che si sono anche schierati nel ricorso al TAR. Abbiamo fatto opposizione rispetto a questo ricorso. Dei comuni dell'entroterra, non tutti, diciamo la verità. In realtà noi crediamo che la Via del Mare rappresenti una risposta anche e soprattutto per i comuni dell'entroterra in termini di minori carichi di traffico. Lì il progetto è stato consegnato alla Regione da parte dei proponenti, ci sarà l'avvio della conferenza dei servizi, quindi i termini di legge. Noi speriamo e auspichiamo che dopo le elezioni regionali ci possa essere qualche risposta positiva. Pensabile che negli anni 30 sia pronto? Beh, io vorrei chiudere il mio mandato nel 2027 con un passo avanti decisivo anche su questo. Ecco, problemi quindi che riguardano la Jesolana, ma anche il collegamento con il litorale di Cavallino Tre Porti, particolarmente affollato in questi giorni per la festa dell'Ascensione, che poi si collega con domenica prossima, Pentecoste, che sappiamo essere una delle vacanze più gettonate da parte dei turisti nordici, austriaci, tedeschi, svizzeri, che stanno appunto affollando la capitale del turismo plein air d'Europa. Sentiamo quindi la sindaca Roberta Nesto. L'infrastruttura, ma di tutte le località balneari italiane, è il tema dei temi, quindi anche Cavallino Tre Porti, forse con un aggravante, perché Cavallino Tre Porti unisce a Jesolo ci unisce a Jesolo la stessa viabilità, quindi è due grandi località, 2 mete turistiche importanti che sommano gli ingressi e le uscite. L'aspetto che ci fa comunque essere abbastanza fiduciosi è che comunque noi abbiamo abituato il nostro turista che arriva, lascia la macchina e si muove a piedi, in bicicletta, non in macchina, e quindi diciamo che è l'afflusso e il deflusso che noi gestiamo, il resto poi rimane gestito in altro modo. L'autostrada del mare, per esempio, la vedremo negli anni 30, secondo lei?
Allora io spero di essere ancora sindaco quando la vedrò, quindi questa è una risposta, l'unica risposta che mi sento di dare, e poi spero sempre di avere come sindaco la possibilità di vedere un raddoppio di via Roma Destra, perché anche quello è il tema dei temi, quindi una fluidificazione dei traffici, anche se peraltro invece come sindaco attuale io sono molto soddisfatta di una misura che Regione Veneto, e ringrazio, e il Comune di Jesolo, e che pure ringrazio, hanno già attuato. A breve vedremo la bretella per Cortellazzo che ci porta via un 30% del traffico, quindi è già una misura, una infrastruttura che vedremo a brevissimo, quindi devo dire che veramente già il risultato di questi percorsi che insieme con il sindaco De Zotti, insieme con Regione Veneto abbiamo fatto, ci porta già a un risultato tangibile e concreto oggi. Con la cronaca ora in provincia di Treviso, con l'ennesimo caso di truffa ai danni di persone anziane. Questa volta i malviventi hanno finto di essere agenti della polizia locale ed hanno derubato marito e moglie nella loro abitazione, accaduto a Vallio di Roncade. Divisa della polizia locale con tanto di cinturone e arma, auto con le scritte, si sono presentati così al cancello di una villetta dove abitano due coniugi, 79 anni lui, 74 lei, in via per Monastiera, Vallio di Roncade, poco dopo le 9 del mattino. Un copione, quello messo in atto dai truffatori, che purtroppo si ripete. Mentre due complici attendono in macchina, il finto agente suona il campanello annunciando all'anziano una grave emergenza, l'impianto idrico. A raccontare l'accaduto il figlio che vive accanto. Problemi all'acqua. C'è il piombo, rischia di esplodere tutto, dobbiamo controllare e tutto il resto. Quindi mio padre gentilmente ha aperto il cancelletto per vedere sul contatore dell'acqua se era tutto a posto, e ovviamente come nel momento in cui gli ha dato un dito loro si sono presi il braccio, sono entrati subito e bisogna staccare tutte le prese perché c'è il rischio di esplosione, c'è questo, c'è quest'altro, finché bombardandolo di pericoli, quindi mettendolo in uno stato di paura, mio padre li ha seguiti in tutto e per tutto. Con una sorta di rilevatore in mano, il sedicente vigile finge di rilevare il problema nella casa e allarma il proprietario paventando il rischio di esplosione ed agitandolo sempre più. Dopo da una persona ne è arrivata un'altra, entrambi di corporatura importante, e quindi non ha fatto altro che seguirli alla lettera. Ha preso l'oro, lo ha messo in frigo perché in frigo doveva essere al sicuro, e fino a che mia mamma, che era in camera, ha sentito un po' tutti questi discorsi, quindi ha chiamato la sua amica, la vicina di casa, per sapere se c'era lo stesso problema anche a casa sua. Sentendo la telefonata che avrebbe potuto smascherarli, i due truffatori si allarmano, salgono al piano di sopra e strappano il telefono di mano alla donna. Quindi hanno cominciato a essere molto più nervosi e a cominciare a usare un po' le mani, semplicemente dando delle spinte e quant'altro, e finché mia mamma è riuscita a prendere, uscire e a chiamare altri vicini, e loro hanno spinto mio padre, hanno preso il tutto e se ne sono andati. I due sono quindi fuggiti a bordo dell'auto condotta dal terzo complice con un bottino tra oro e denaro di circa 7.000 euro. Parlavano con accento del nord Italia, molto determinati, probabilmente avevano tenuto d'occhio l'abitazione aspettando che il figlio e altri parenti che vivono vicino fossero fuori. Due episodi analoghi di truffa, uno andato a segno, l'altro no, sono stati segnalati anche nel vicino comune di Musile di Piave. Potrebbe trattarsi degli stessi malviventi che stanno battendo la zona. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, che ora conducono le indagini. Ed il fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni delle persone anziane, è in continuo aumento nel nostro territorio. Si rinnova quindi l'appello a non far entrare mai nessuno nella propria abitazione. In caso di dubbio chiamare sempre 112 o 113 per verificare chi è alla porta.
Dai finti poliziotti ai sedicenti addetti delle società di luce o gas, dal falso incidente accaduto ad un familiare a quelle informatiche per carpire i dati bancari, una piaga, quella delle truffe soprattutto alle persone anziane, che sta aumentando in maniera esponenziale nell'ultimo periodo anche nella Marca, nonostante le iniziative messe in atto dai comuni come dalle forze dell'ordine per prevenire questi episodi. Anche questo inverno noi avevamo fatto dei pomeriggi informativi in collaborazione con la compagnia dei Carabinieri di Treviso e ne faremo anche degli altri. Speriamo che le indagini facciano il proprio corso e che i malviventi vengano presi, come è già capitato recentemente, dove è stato preso un malvivente che aveva agito ai danni di una donna di Roncade e di altri cittadini nel Trevigiano. Di qui l'appello del sindaco di Roncade. Non aprite a nessuno, è brutto da dire, ma non possiamo fidarci di nessuno. Nel momento in cui avete il minimo sospetto, chiamate il 112. Abbiamo il comando di Carabinieri a Roncade che in meno di 5 minuti può recarsi in qualsiasi punto di Roncade. Quindi, per favore, fate la massima attenzione. Questi sono malviventi che non guardano in faccia a nessuno, sono spietati, agiscono sulle debolezze delle persone e sulla fiducia delle persone, pertanto non fidatevi, anche perché noi come amministrazione non chiederemo mai di prendere preziosi o altro, la stessa cosa la Polizia e i Carabinieri, quindi chiamate il 112. Un appello condiviso sulla pagina Facebook dell'associazione Furti in Corso dal presidente Cristian Demma. Anche se vi bussano e vi suonano i carabinieri, prima di aprire e dargli l'accesso alla casa, chiamate il 112 immediatamente e chiedete se effettivamente c'è una macchina. Quindi mi raccomando, date questo video ai vostri genitori e ai vostri nonni, giratelo il più possibile. Arrestato un 33enne autore di una rapina ai danni di un'anziana di Pieve del Grappa. Lo scorso 14 maggio un 83enne di Pieve del Grappa era stata rapinata mentre si trovava in centro paese, a poca distanza da casa, in pieno giorno, da un individuo che era scappato subito dopo il colpo. Da allora, dopo la denuncia della vittima, i carabinieri hanno avviato una serie di indagini, raccogliendo elementi e testimonianze per risalire all'autore del crimine. In un paio di settimane sono riusciti a identificare un 33enne residente anche lui nel Trevigiano, a Cavaso del Tomba. L'uomo, con precedenti specifici, è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP. Per lui si sono spalancate le porte della casa circondariale di Treviso. A Vicenza ora con la notizia di un'aggressione a sfondo sessuale che ha visto coinvolta una minorenne. Presentava numerosi lividi e tracce di sangue sul volto e sugli abiti. La sedicenne è finita in codice giallo all'ospedale dopo quello che sarebbe dovuto essere un incontro romantico in città. La minorenne era in compagnia di un ragazzo di colore conosciuto da poco in una chat di incontri. I due si sarebbero già visti la sera precedente per andare a ballare insieme. La decisione poi di rivedersi nuovamente verso le 19:30 in zona San Biagio. La coppia poi ha deciso di appartarsi, sono venuti qui al Parco Fogazzaro e hanno deciso proprio di appartarsi per un incontro più romantico, probabilmente in una di queste abitazioni, queste casette abbandonate, e avere un incontro più riservato. Lo sfondo sessuale però della faccenda è diventato importante e la ragazza a un certo punto ha detto no. Sarebbe stato a quel punto che la ragazza avrebbe reagito violentemente contro l'uomo che la stava trattenendo con la forza. Divincolandosi, sarebbe infine riuscita a scappare in contrapede muro, dove in lacrime è stata notata da alcuni residenti che hanno allertato una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, sentito poi il racconto della giovane, hanno fatto intervenire l'ambulanza del SUEM. Sul posto sono giunti in seguito anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze. Attraverso le loro indagini si cercherà di fare luce su questo drammatico episodio, un vero giallo su cui è calato un rigoroso riserbo. Saranno fondamentali anche le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che operano nel parcheggio Fogazzaro. Ed ancora dal Vicentino, ragazzina chiama la polizia locale dicendo di essere stata molestata su un autobus. Gli agenti di polizia dei Castelli di Montecchio Maggiore individuano uno straniero e scatta la denuncia.
Ha chiesto l'intervento degli agenti della Polizia Locale dei Castelli, una ragazzina di meno di 14 anni a Montecchio Maggiore, raccontando, scossa dall'accaduto, che era stata importunata e palpeggiata da un uomo in autobus. Gli agenti hanno subito dopo individuato e denunciato il sospettato, straniero e di fatto senza fissa dimora, trovandolo in stato di alterazione alcolica. Siamo intervenuti subito bloccando il soggetto. Un soggetto appunto di nazionalità indiana che, pur non essendo gravitante nel territorio di Montecchio Maggiore, già conoscevamo. È emerso che a carico del soggetto era già stato emesso un ordine del questore di Vicenza di lasciare il territorio nazionale, pertanto è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria relativa all'ipotesi di reato di violenza sessuale nella forma lieve ma aggravato dall'età della parte offesa. Oltre a ciò è stato denunciato per la violazione del testo unico sull'immigrazione, infine è stato sanzionato per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. E torniamo nel Trevigiano, a Colle Umberto, dove l'intera comunità è in lutto dopo la morte di Matteo Tomasi, il 25enne deceduto nello schianto in moto a Vittorio Veneto. Al campo di calcio di Vittorio Veneto, dove si era allenato per tutta la stagione con i compagni, è proprio la sua squadra ad aprirci i cancelli e farci entrare in quello che era il mondo di Matteo Tomasi, per tutti Toma. Lo sport, il calcio a cui aveva sempre giocato, la socialità, gli amici, la spensieratezza e l'energia dei suoi 25 anni. Siamo un gruppo di amici di Colle, appunto, amici da una vita, elementari, medie, così. E ne abbiamo approfittato del fatto che chi giocava in categoria ha smesso, quindi ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di iniziare questa avventura tra amici. Che ruolo giocava? Lui era il portiere, il nostro portiere. Un tipo tranquillo, ma allo stesso tempo era fuori con le carte, era esuberante, era simpaticissimo, perché non si può dire altro, aveva sempre la battuta pronta e se eri giù trovava sempre modo di farti sorridere. Ci lascia tutti un grande vuoto e purtroppo non ci sono parole. L'annata è stata bellissima, abbiamo creato qualcosa di molto molto bello, però purtroppo questo è stata una gran batosta, quindi cercheremo di ricordare il nostro compagno per quella brava persona che era in su. Con l'ultima partita di campionato la scorsa settimana il Collywood si è classificato primo per la miglior difesa, un rigore parato proprio da Matteo che ha permesso alla squadra di raggiungere il titolo. L'ultima partita di campionato abbiamo fatto, adesso avremmo dovuto fare le fasi finali e adesso se c'è la possibilità andremo a giocare, andremo a vincere per lui. E vedremo, non sarà facile sicuramente, però ci stiamo sentendo con tutta la squadra, probabilmente faremo una maglia celebrativa in base anche a quello che magari la sua famiglia ci lascia fare e poi sicuramente andando avanti col tempo qualche iniziativa salterà fuori. Non solo la passione per il pallone, ma anche quella per i motori. Lui usciva in moto con noi, ogni uscita era speciale con lui. Era, come hanno detto, era quello fuori con le carte del gruppo, però correva sempre con testa, non esagerava mai, non era uno che correva e non faceva le cose pensando. Matteo lavorava come programmatore in un'azienda di Pieve e dava una mano nel negozio di alimentari della famiglia di San Martino a Colle Umberto, famiglia che abita proprio sopra l'esercizio, ora chiuso per lutto fino ai funerali. Matteo, figlio unico, lascia nella disperazione mamma Laura e papà Ivan, che in queste ore stanno ricevendo visite, affetto e cordoglio dai tanti che lo conoscevano proprio grazie all'attività dei genitori. Conosciuto da tutti proprio, un bravo ragazzo e mi dispiace moltissimo. È proprio papà Ivan a chiedere agli amici dei motori di ricordarlo al loro prossimo raduno. Mi ha chiesto se al prossimo ritrovo che facciamo di auto e moto gli facciamo un saluto direttamente a lui. Cosa farete? Ma vediamo di fare un po' di casino con gli scarichi di macchine e moto in modo da farci sentire anche da lassù.
E purtroppo non ce l'ha fatta il 19enne coinvolto domenica sera in un incidente stradale a Cartura. Si è spento in ospedale dopo 5 giorni di agonia. La speranza non era mai mancata, fino all'ultimo. Tutti avevano pregato che Nicoloberto potesse farcela, invece il 19enne padovano, coinvolto in un grave incidente stradale domenica notte insieme ad altri 4 amici, è morto dopo 5 giorni di agonia in ospedale. Lo schianto era avvenuto in via Cabianca a Cartura. L'auto su cui viaggiavano i 5 amici era uscita di strada, finendo contro un palo, contro un lampione e poi nel fossato. Le condizioni di Nicoloberto erano parse fin da subito disperate. Era rimasto incastrato nell'abitacolo. Gravi anche i 4 amici. Trasportati in ospedale, i medici hanno tentato il tutto e per tutto, ma il 19enne è morto dopo 5 giorni, lasciando nel dolore i genitori e il fratello. La famiglia ha consentito all'espianto degli organi. Studente dell'ENAIP di Padova, Nicoloberto avrebbe dovuto sostenere gli esami di maturità a giugno. Il ragazzo era molto attivo in parrocchia come educatore dell'Azione Cattolica. La sua morte avviene a pochi giorni da quella di Giovanni Bortoletti, 22enne di Rubano, morto anche lui in un incidente stradale nel fine settimana mentre stava tornando a casa in scooter con un compagno di università. Sarebbe risultato positivo all'esame tossicologico il conducente della Ruspa che ha ucciso Elisa Spadavecchia sulla spiaggia di Cervia. L'uomo è stato interrogato per quasi 4 ore in procura a Ravenna. Positivo l'assunzione di cocaina. Trapela questa agghiacciante notizia dalla stampa locale ravennate nei confronti di Ler Rignoli, il conducente della Ruspa che nella spiaggia di Cervia ha travolto ed ucciso Elisa Spadavecchia. All'indomani del suo funerale celebrato a Creazio emergerebbe questa terribile notizia dall'interrogatorio del 54enne che ha risposto alle domande del pubblico ministero che lo ha interrogato per quasi 4 ore in procura a Ravenna. L'uomo avrebbe ammesso le sue responsabilità nei confronti dell'accusa di omicidio colposo, ma avrebbe negato di aver assunto alcol o stupefacenti. Nel 2022 si era reso già responsabile di un omicidio stradale aggravato proprio dall'uso di cocaina. Lo stesso esito è emerso dall'ultimo esame tossicologico effettuato dopo aver causato la morte della 66enne vicentina che si trovava in vacanza col marito. Ad un anno dalla tragedia della Natisone a Premariaco in Friuli Venezia Giulia, ieri mattina la famiglia di Patrizia Cormons si è recata sul luogo della tragedia che ha visto la morte di 3 ragazzi travolti dalla piena del fiume. Come si va avanti, Johan? Un passo alla volta, ogni giorno diciamo un po', perché tante volte arrivo a casa, sì, io è vuota anche la casa, è vuota perché sono rimasto le foto, le sue cose, ma lei non c'è più, non lo senti, non senti la sua voce, era sempre solare, aveva sempre discutere qualche cosa con lei quando era, adesso non c'è più. Ha attaccato con cura le foto della figlia Patrizia e degli amici Bianca e Christian, papà Johan, sistemando fiori e candele. Sullo sfondo il Natisone limpido e placido non sembra minimamente quello che esattamente un anno fa ha travolto e ucciso i 3 ragazzi. Il dolore invece è lo stesso, anzi più forte che mai, e si mescola alla rabbia di 2 genitori che non trovano pace. E questo è un posto maledetto. Per me qua non dovrebbe stare persone anche adesso sulla spiaggia. Per me non dovrebbero. E lo ripeterò finché avrò vita, non dovrebbe. Questo posto dovrebbe essere chiuso, visto che tutti sanno quanto è pericoloso e nessuno non ha fatto niente e continua a non fare niente. Cioè, sento oggi che mia figlia e i suoi amici sono morti in vano, non ha servito a niente. Cioè, non ha servito a mettere altri cartelli, pericolo di piena, chiudere questo. Cioè, non ha servito a niente. Cioè, è straziante, è un anno senza di lei che ci ha tolto la vita pure a noi. Cioè, noi siamo morti con lei, viviamo solo che respiriamo e basta. C'è qualcosa che ti ha dato tanto fastidio in questo anno? Sai, sono tutti i commenti gratuiti che chi non ci conosce, non conosceva i ragazzi, dicono la loro. A me mi fa più male perché tutti dicono che loro non dovevano essere là, loro sono venuti non su un fiume, loro sono venuti a Premariaco Beach.
c'è la ricerca su Google di mia figlia è Primariacco Beach, non fiume Primariacco. Quindi loro non sapevano che è un fiume, non sono andate dall'altra parte dove il fiume è pericoloso. Quindi è questo che succede, che è sempre colpa del morto. Ce n'è anche gente che critica, ma tanta gente sì, che capisce anche il nostro dolore, perché è grande, è immenso, e dobbiamo portarlo da adesso in poi ogni giorno per tutta la vita. L'omicidio di Michael Boschetto, avvenuto a Villafranca Padovana un anno fa, trovato dal padre della vittima un video nel cellulare del figlio registrato da Giacomo Friso, l'amico in carcere per l'omicidio. A poco più da un anno dal delitto di Michael Boschetto spunta anche un video che potrebbe essere la prova schiacciante contro il suo presunto assassino Giacomo Friso, che si trova in carcere in attesa del processo che dovrebbe iniziare a settembre. Le immagini, o meglio il selfie, è stato scattato con il cellulare di Boschetto dopo il suo omicidio avvenuto nel cortile della sua abitazione in via Gomiero a Villafranca Padovana. Durante l'aggressione il telefono era caduto a terra e Giacomo Friso lo ha preso. Gli inquirenti lo avevano sequestrato dopo il delitto, ma il consulente della procura non era mai riuscito ad aprirlo. Il cellulare era stato così restituito al padre della vittima. L'uomo, che conosceva il PIN, lo ha aperto e ha trovato il video e ha informato gli inquirenti. Nelle immagini Giacomo Friso si è ripreso dopo il delitto mentre pronuncia frasi senza senso. Il 34enne è accusato di aver inferto 4 coltellate mortali al suo amico d'infanzia Michael Boschetto, con cui aveva un rapporto turbolento. Per l'accusa ci sarebbero le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. L'indagine è stata chiusa, ma a settembre, quando inizierà il processo, il giudice potrebbe far inserire il video nel fascicolo come nuova prova contro l'imputato. Il delitto era avvenuto il 27 aprile del 2024, intorno alle 6 del mattino. Friso si era presentato a casa di Boschetto, c'era stata una colluttazione, poi era tornato nella sua abitazione, aveva preso un coltello e si era ripresentato in via Gomiero aggredendo a morte l'amico trovato pochi minuti dopo dalla fidanzata rientrata a casa dopo il lavoro. Friso era stato bloccato poco lontano da un poliziotto della questura di Padova fuori servizio che abitava vicino al luogo del delitto. Aveva minacciato di morte a Campomarzo a Vicenza una giovane mamma: o te ne vai o uccido te e tuo figlio. Rintracciato ed espulso lo straniero che appunto ha messo in atto la minaccia, era irregolare sul territorio nazionale. È stato espulso dal territorio nazionale uno straniero di origini tunisine di 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, accusato di aver minacciato di morte una donna a Campomarzo. L'uomo è entrato in Italia a Lampedusa senza fissa dimora, si era unito nell'ultimo periodo a un gruppo di connazionali. Episodio che risale a mercoledì pomeriggio e che la giovane mamma aveva raccontato ai nostri microfoni. La donna, di ritorno dal parco giochi con il bimbo in passeggino, era passata davanti al gruppo di stranieri. L'uomo, credendo che lo stesse riprendendo con il cellulare, le aveva intimato di andarsene, minacciando di morte lei e il bimbo di 1 anno e mezzo. La mamma, spaventata, aveva subito chiamato le forze dell'ordine e denunciato l'accaduto. Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone del centro, voluto dal questore di Vicenza Francesco Zerilli, l'uomo, che annovera precedenti per rapina, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali, è stato rintracciato ed espulso, ora in attesa di essere imbarcato per il rimpatrio nel suo paese d'origine. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità. Ci rivediamo tra poco, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, ancora cronaca dal Vicentino, con un vandalismo che si è verificato nella pasticceria in centralissima Piazza dei Signori a Vicenza. Vediamo.
L'amara sorpresa del titolare della pasticceria di Piazzetta Palladio, a pochi metri dalla centralissima Piazza dei Signori a Vicenza, che aprendo la sua attività storica si è trovato una delle porte danneggiate, probabilmente colpita da un pugno, e lo specchio sottostante infranto. Sì, sono venuto a lavorare come tutte le mattine e c'era davanti alla pasticceria lo specchio infranto. Qualche vandalo notturno è passato e si è divertito a dare un forte pugno al balcone che protegge lo specchio, le ha dato un pugno talmente forte da sfondare il balcone, per cui sotto c'era lo specchio che è andato in frantumi. Non è la prima volta che chi ha un'attività si trova a fare i conti con atti di vandalismo di questo tipo in centro storico. Venendo a lavorare in centro di notte a volte vedo anche danni in giro di vandali che passano, sfondano le sedie dei bar perché ci saltano sopra, lanciano le fioriere o giù dei ponti o in giro per le strade, cioè sono atti vandalici che purtroppo sono da mettere in conto a chi lavora in centro. Non c'è nulla che si possa fare secondo me contro i vandalismi notturni. Lei dice è un problema sociale, la società che va un po' in questa direzione? Sì, penso di sì, sicuramente è questo. Andiamo ora a Venezia, oggi si celebra la festa dell'Ascensione, una ricorrenza che nel capoluogo lagunare ha un duplice significato, con Venezia che rinnova lo sposalizio con il mare. Ci racconta tutto in diretta al telefono il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, a te e ai nostri telespettatori, buona trasmissione qui da Venezia. Una festa della scienza come nelle migliori tradizioni, come nelle migliori aspettative. Oggi Venezia ha rinnovato nel giorno di questa solennità liturgica un rito simbolico, lo sposalizio di Venezia con il mare. Il sindaco Luigi Brugnaro ha lanciato poco prima delle 11 l'anello in segno appunto di alleanza perenne della città. L'anello in questa occasione è lanciato ovviamente in laguna, non in mare, ma il gesto simbolico è un legame tra le acque che circondano e difendono Venezia. Lo hanno fatto fin dai tempi della Serenissima, infatti questa rievocazione risale all'anno 1000 d.C. al doge Pietro II che per primo compì questo gesto, che poi si è sempre ripetuto nei secoli e da 50-60 anni ha nuovamente acquisito nuova forza anche con tante iniziative, tra le quali un gesto del gemellaggio. Ogni anno Venezia si gemella con una città e quindi intreccia rapporti di amicizia, rapporti anche di lavoro, come appunto esisteva ai tempi della Serenissima, il legame che c'era anche per i traffici commerciali. In questa occasione Venezia nel 2025 sarà gemellata da oggi con la città di Palermo. Tirana, che aveva custodito l'anello nel 2024, oggi lo ha riconsegnato a Venezia, che a sua volta lo ha passato a Palermo. Era presente per tutta la giornata, già da ieri in realtà, il sindaco di Palermo Roberto Ragalla. Questa mattina si è svolta questa cerimonia istituzionale nella loggetta di Palazzo Ducale, quindi un luogo molto prestigioso, simbolico della città. Poi il corteo acqueo con i vogatori arenni sono arrivati fin qui, davanti a San Nicolò c'è stata questa rievocazione dello sposalizio e quindi la messa nella chiesa di San Nicolò del Rito di Venezia. Liturgia che si è conclusa da pochi minuti, presieduta quest'anno, questo è un inedito, non dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che in queste ore è impegnato a Roma e sta concelebrando in piazza San Pietro a Roma il Giubileo delle famiglie nell'Eucaristia presieduta dal Santo Padre Leone XIV. Il Patriarca, che tanto tiene però a questa festa civile e religiosa, ha voluto, come Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, invitare un suo grande amico, come ha ricordato lo stesso celebrante, che conosciamo molto bene in Veneto, Sua Eccellenza Monsignor
Andrea Bruno Mazzoccato di Preganzion, che è stato molti anni a Udine, che conosciamo molto bene anche a Treviso, legato al Veneto, questo territorio. È stato lui, su invito del Patriarca Francesco, a venire fino qui a presiedere l'Eucaristia con il Sindaco di Venezia e tutte le autorità civili, militari, istituzionali presenti, e poi ha lanciato un importante messaggio sul valore che ha la cristianità, il senso della cristianità anche per Venezia, ringraziando molto e più volte il Patriarca per questo invito. Le regate, anche queste con i campioni del remo, si sono concluse, la giornata va avanti ancora con tante iniziative, i mercatini fino a sera, ed è inserito ovviamente all'interno del Salone Nautico, che domani, lunedì 2 giugno, vivrà il suo ultimo giorno per quanto riguarda l'edizione 2026, quindi davvero una bella giornata. Grazie allora Lorenzo Maier da Venezia. Noi continuiamo con un'altra notizia di cronaca che ci arriva dal Padovano, da Campodarsego, dove un 18enne finge di essere un poliziotto svizzero e mostra la pistola al barista della piscina. È stato denunciato dai carabinieri. Una bravata senza motivo, uno scherzo di cattivo gusto che gli è costato una denuncia. Un 18enne svizzero residente a Campo San Piero è stato denunciato dai carabinieri per essersi finto un poliziotto elvetico e aver mostrato una pistola, risultata poi essere giocattolo, al barista della piscina Il Gabbiano di Campodarsego. Era stato proprio il dipendente del bar all'interno della struttura sportiva a chiamare i carabinieri dopo che il ragazzo gli aveva mostrato un'arma sostenendo di essere un poliziotto svizzero. Il 18enne è stato rintracciato in una via vicina, nascosta nella cinta dei pantaloni, aveva ancora la pistola finta senza il tappo rosso. Il giovane è stato denunciato per usurpazione di titolo e procurato allarme alle autorità. Torniamo nel Trevigiano con il blitz dei carabinieri in via Carpani a Castelfranco, nel mirino un centro massaggi che nascondeva una casa a luci rosse. Arrestata una cittadina cinese residente a Brescia con precedenti, ritenuta responsabile di sfruttamento della prostituzione. Ed ancora cronaca dal Trevigiano con l'incendio che si è sviluppato ieri all'ex Safari Club di Conegliano, locale inagibile da anni, ora abitato abusivamente. Incendio all'ex Safari Club di Via Manina Conegliano. Il locale, inagibile da anni, è in realtà abitato da giovani senza fissa dimora di origine senegalese che nell'edificio abbandonato hanno trovato rifugio. Le fiamme, stando a quanto riferito dagli inquilini abusivi, sarebbero divampate perché un uomo, già noto alle forze dell'ordine in paese, avrebbe acceso un acceleratore che ha poi causato l'incendio. Sul posto sono giunti polizia locale, carabinieri, polizie e vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza la strada prospicente. Lo stabile si trova a pochi passi dal luogo del blitz congiunto di carabinieri e polizia locale con il maxi sequestro di droga avvenuto a inizio aprile scorso. Nel novembre di 2 anni fa lo stesso edificio è stato interessato da un'operazione di sgombero di 9 persone che vi risiedevano abusivamente. Nell'incendio nessuna persona è rimasta ferita, indagini in corso. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Vi presento i nostri ospiti per un approfondimento su un tema di grande interesse soprattutto per i più giovani. È una bella iniziativa messa in atto per i ragazzi dal comune di Salgareda e dal gruppo della Protezione Civile. Benvenuti quindi a Guerrino Bertocco, assessore alla Protezione Civile del comune di Salgareda. Certo. Buongiorno assessore, grazie per essere con noi, e a Sandro Marcon, segretario del gruppo comunale della Protezione Civile. Allora, di che cosa stiamo parlando? Un'iniziativa quasi pionieristica, diciamo, all'interno della nostra regione, rivolta ai ragazzi nati dal 1° di gennaio del 2011 fino al 31 dicembre del 12, giusto, esatto. Assessore? Di cosa si tratta? Vogliamo
Allora, innanzitutto vorrei presentare un po' il gruppo di protezione civile di Salgareda, che nasce circa 18 anni fa, comunale, quindi il presidente e il sindaco. Io sono il coordinatore da diversi anni. Abbiamo circa 24-25 volontari e per esempio sulla bomba d'acqua che è successa giovedì scorso siamo stati impegnati circa 36 ore e i ragazzi hanno fatto veramente il suo lavoro con pompe per levare acqua dai scantinati e con i sacchi di sabbia per mettere sull'uscio delle porte in entrata per far sì che l'acqua non potesse entrare. Quindi sono stati veramente bravi, un elogio. Però c'è un però. Noi abbiamo ormai una certa età, gente che si iscrive al volontariato ce n'è sempre meno. Ci è arrivata questa comunicazione che potevamo fare di campus, di campi scuola con i ragazzi giovani per portarli al volontariato e ci siamo catapultati su questa avventura che inizia il 16 giugno e finisce il 20 con 5 giorni con questi campus che durano che iniziano al mattino alle 9 fino alla sera alle 17 più o meno, con 2 serate che si protraggono fino alle 22. In queste 2 serate saranno proiettate dei video su alcune alluvioni, su alcune catastrofi tipo l'Aquila, sui terremoti, e una serata andremo a fare la finale con la presentazione del libricino che abbiamo creato per il libricino di protezione civile comunale, un vademecum e un piano comunale. Ecco, allora Marcon, esattamente in che cosa consiste questo campus, che peraltro dicevamo pone il comune di Salgareda tra i pionieri, insomma, di questa iniziativa in Veneto? Noi abbiamo ricevuto dalla Regione del Veneto la possibilità di iscriverci e di fare domanda per avere questa possibilità e siamo subito stati accolti dalla Protezione Civile nazionale. Il campus consiste in 5 giornate dove i ragazzi avranno la possibilità di costruire un campo con le nostre tende. Noi abbiamo le nostre tende di protezione civile. Il sindaco, il dottor Favaretto, ha detto che vorrà portare i ragazzi anche in una gita istruttiva. Pensavamo di andare a vedere il modello del Vaillant, in modo tale che subito inquadriamo il rischio più importante del nostro territorio. Successivamente abbiamo già avuto il benestare dell'USL, abbiamo del SUEM che parteciperà nella giornata poi di mercoledì e dei vigili del fuoco che faranno delle dimostrazioni specifiche il venerdì. La sera poi presenteremo il piano di protezione civile di Salgareda, che è in distribuzione proprio in questi giorni, in questi minuti, per far sì che tutta la cittadinanza sia informata nelle nostre iniziative che dopo vari anni di strutturazione del gruppo adesso diciamo siamo attivi, proponiamo vogliamo il coinvolgimento di tutta la comunità e il mio è un appello a tutti i genitori diciamo di Salgareda a darci una mano perché, come diceva lei, è la prima volta che proponiamo questa iniziativa e speriamo in un buon esito. Volevo solo precisare che sì, noi abbiamo indicato quel range di età diciamo per gli iscritti, ma siamo disponibili. Quindi anche ad allargare. I ragazzini insomma nati dal 1° di gennaio del 2011 al 31 dicembre del 2012. Possiamo semplificare dicendo che è rivolto ai ragazzi che fanno delle scuole medie. Ecco, possiamo anche allargare. Possiamo un po' allargare. Speriamo, vorremmo tanto. Ecco, Volevo sottolineare che abbiamo già delle iscrizioni, quindi è già bene. Le buste sono partite martedì scorso, arrivano alle famiglie in questi giorni e delle persone ci hanno già chiamato per capire come funzionano questi campus, quindi siamo ottimisti di una buona riuscita. Ecco, la scuola sarà terminata, quindi insomma è un'occasione per i ragazzi per trascorrere questi primi giorni di vacanza anche imparando qualcosa di utile per il proprio futuro, qualcosa di utile per la propria comunità, perché purtroppo abbiamo visto il lavoro alla protezione civile non manca. No, non manca, infatti diciamo la nostra è un'azione programmatica
perché come diceva Guerrino, diciamo sì, siamo tanti iscritti, però diciamo noi vorremmo subito inserire qualcuno di più giovane che prenda poi, cioè che il nostro lavoro diciamo abbia una continuità. Che un domani insomma prenda le redini del lavoro che voi state portando avanti. Esattamente questo, sì, di non perdere il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco, avete un'idea, Assessore, di quanti sono i ragazzi potenzialmente coinvolti? Attualmente su quei 2 anni che abbiamo messo abbiamo 110 ragazzi, 55 ragazze e 55 maschi, quindi abbiamo un potenziale di 110 persone, considerando che possiamo aprire anche alle prime, ne abbiamo un'altra cinquantina, quindi possiamo ragionare su 200 unità di persone. Quindi insomma un bel numero di Abbiamo ragazzi. un bel numero e speriamo che i genitori prendano in considerazione questa opportunità, che è una grandissima e bellissima opportunità, e accettino e si prodighino per portare i ragazzi. Sì. Ecco, lo ricordiamo, peraltro è un'iniziativa gratuita, quindi non ci sono costi a carico delle famiglie, giusto? No, il Comune ha voluto avere la possibilità di rendere tutto gratuito, anche perché abbiamo il grande supporto della Proloco locale che subito ha sposato l'iniziativa. Ci sono molti volontari che non sono neanche iscritti alla Protezione Civile, ma quando hanno sentito di questa possibilità tanti vogliono partecipare, tanti vogliono accudire questi ragazzi come deve essere fatto, vista anche la grande responsabilità che abbiamo nel fare questo tipo di iniziative. Tutti i familiari sono invitati, noi siamo disponibili a dare tutte le informazioni del caso, diciamo in modo tale che si possa eseguire al meglio, anche se è la prima volta che facciamo questo tipo di iniziativa. Ecco, Assessore, in concreto che cosa devono fare i genitori che vogliono iscrivere i propri figli? Abbiamo messo il numero e l'email della biblioteca, basta che telefonino o mandano un'email, e se hanno bisogno di spiegazioni sono qua io per dare, e Sandro per dare spiegazioni che servono, e quindi siamo pronti ad accoglierli, insomma. Sì, abbiamo la signora Giovanna, che è la dottoressa responsabile della biblioteca, che ha, diciamo, per esperienza la possibilità di spiegare fin da subito, dalle prime chiamate, cosa noi intendiamo, come abbiamo strutturato questo tipo di campo, ma siamo disponibili per una serata di spiegazione a tutti i genitori appena avremo strutturato ancora un po' meglio il programma, che è in fase di definizione per le conferme che stiamo aspettando alle email di invito e quant'altro. Il suo e i Vigili del Fuoco ci saranno, comunque sì, ringrazio, quindi guardi, il direttore del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Treviso, ma anche il responsabile della formazione del SUEM, immediatamente dopo che io ho scritto l'email, dopo qualche ora mi hanno già risposto e mi hanno chiesto di proporre la nostra iniziativa in dettaglio. Cosa che abbiamo fatto, adesso loro stanno pensando come meglio aiutarci compatibilmente con il loro grande lavoro, che sappiamo essere di emergenza, quindi non siamo sempre sicuri che siano perfettamente disponibili. Ecco, per concludere, Sindaco, lei ha detto che Assessore, scusi, è in distribuzione, in consegna alla popolazione questo vademecum della protezione civile, eccolo qua. Che cosa si trova dentro e che cosa è importante che la popolazione sappia? Allora, innanzitutto trova dentro un po' la storia della nostra protezione civile. E cosa fa la protezione civile, qual è il compito della protezione civile. In più, cosa trova dentro di interessante? Ci sono tutte le mappe del paese dove in caso di emergenze ci sono delle aree ben prestabilite per il raggiungimento di un punto di sicurezza. Ci sono le mappe dove ci sono gli idranti e quindi è veramente completo su tutte le vie, su tutte le posizioni. Ci sono dove ci sono i punti con 9 defibrillatori,
Quindi abbiamo messo tutto quello che può servire a un cittadino in caso di emergenza. Ecco, quindi Marcon, è molto importante che tutti i cittadini abbiano queste informazioni, quindi non solo coloro che sono direttamente coinvolti nella protezione civile. Certo, perché? Perché guardi, io ho scritto questo vademecum assieme a mio fratello che ha curato tutta la parte grafica. La parte grafica è fondamentale perché sono dei pittogrammi, delle mappe, delle situazioni dove immediatamente si può individuare qual è un'area di attesa oppure qual è un'area di ricovero. Abbiamo visto adesso proprio a Napoli c'è stato il terremoto e le aree di attesa sono state fondamentali per ricevere la popolazione che per una notte era smarrita, non sapeva, diciamo, come comportarsi. Quindi noi abbiamo applicato, spiegato tutto quello che è stato il progetto che è stato redatto dall'ingegner Achille Ghizzo, noi l'abbiamo studiato e, come le dicevo, graficamente abbiamo rappresentato tutto questo in questo vademecum semplice. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di fare questo, cioè l'amministrazione comunale e il sindaco, il dottor Favaretto, e io ho colto immediatamente questa possibilità. Assieme a tutto il gruppo di volontari di protezione civile abbiamo inserito tutte le nostre esperienze, abbiamo curato nel dettaglio la grafica molto bene e tutti i volontari in questo momento stanno distribuendo porta a porta questo vademecum per coinvolgere al massimo tutta la popolazione salgarese. Si spera naturalmente che non debbano mai servire queste indicazioni, però purtroppo in caso di necessità è bene essere informati e sapere soprattutto come comportarsi. Certamente, noi ci siamo ispirati a tutte le indicazioni del Dipartimento di Protezione Civile governativo, quindi abbiamo solamente trasportato le indicazioni in modo tale che non ci siano malinterpretazioni. Naturalmente nel nostro territorio con delle foto e delle situazioni che noi conosciamo bene, perché noi, essendo diciamo attaccati al fiume Piave, molto spesso abbiamo alluvioni, ma questa è già una fase superata, perché anche 2 o 3 giorni fa in 2 ore, con il volume di pioggia, la quantità di pioggia che abbiamo ricevuto, siamo dovuti intervenire e c'è stato tanto lavoro da fare. Per questo noi, per quanto disponibili possiamo essere, non è che sempre riusciamo a completare tutte le richieste, perché basta chiedere all'assessore quante richieste ha avuto in un giorno di aiuto dalla popolazione. L'abbiamo documentato anche nei nostri telegiornali, no, della scorsa settimana, questa bomba d'acqua che ha colpito proprio in particolare l'area di Ponte, di Piave, di Salgareda. Esatto. Quindi diciamo è soprattutto l'acqua, diciamo, l'emergenza che vi preoccupa di più, Assessore. Certo. Quindi il mio invito è che il giorno 20 giugno, dopo aver ricevuto il libricino, il vademecum a casa, veniate in aula magna alle scuole medie a assistere alla presentazione che vi verrà spiegato pagina per pagina cosa contiene. Ecco, allora io vi ringrazio per essere stati qui con noi. Ricordiamo appunto il campo scuola organizzato dalla Protezione Civile e dal Comune di Salgareda per i ragazzi di età delle scuole medie, per essere più semplici, che si terrà appunto dal 16 al 20 di giugno. Per tutte le informazioni i cittadini i genitori possono rivolgersi alla biblioteca comunale, dove abbiamo detto sono aperte le iscrizioni. Grazie allora a Guerrino Bertocco, assessore del Comune di Salgareda, e a Sandro Marcon, segretario del gruppo di protezione civile comunale, per essere stati con noi. Noi ora continuiamo il telegiornale con un servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Padova, perché ieri pomeriggio, ed è continuata fino alla serata, c'è stata la manifestazione del Pride con un messaggio molto significativo che è stato lanciato, ed è stato "Ridisegniamo la città". Vediamo. Siamo qui oggi nella città che per prima, con indomita forza ed estremo coraggio, ha registrato i figli e le figlie di coppie di madri per festeggiare un'epocale vittoria. La Corte Costituzionale ha confermato ciò che abbiamo sempre saputo e detto: siamo dalla parte giusta della storia e del diritto.
In migliaia anche quest'anno a Padova hanno preso parte alla Padova Pride, la manifestazione dell'orgoglio LGBT e per il sostegno dei diritti civili. Da Padova il messaggio importante di rivendicazione dei diritti delle mamme arcobaleno, che proprio nei giorni scorsi hanno visto per loro l'importante sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto l'iscrizione all'anagrafe dei loro figli con il doppio cognome. Ma lo slogan di quest'anno è ridisegnare la città per quanto riguarda i diritti, le richieste, quella del matrimonio egualitario, del riconoscimento anche per i papà e soprattutto di continuare a parlare e lavorare per definire una legge contro l'omotransfobia. Padova è sempre all'avanguardia nella difesa dei diritti, ricordiamo il sindaco Giordani che ha difeso queste famiglie di mamme e di figli dalla circolare Piantedosi del governo Meloni che le aveva trascinate in tribunale. C'è ancora molto da fare, serve una legge contro l'odio e contro la violenza perché troppe persone vengono fatte oggetto di violenza, di discriminazioni nella nostra società e dunque serve ancora fare molto, però Padova è un esempio importante ed essendo anche la mia città ne sono davvero orgoglioso. Al Pride poi hanno preso parte anche esponenti della giunta comunale come il vice sindaco di Padova Andrea Michalizzi e l'assessora Margherita Colonnello. Grazie al Pride che regalano alla città di Padova un'immagine di città aperta, di città inclusiva, di città per i diritti. Oggi è bello vedere tanta gente, tante ragazze, tanti ragazzi. Qual è il messaggio che ha lanciato con il suo discorso dal Pride? Ho voluto dedicare questo discorso alla mia pancia che custodisce una creatura. Non è importante di che sesso nascerà, l'importante è chi sceglierà di essere. Noi gli auguriamo di diventare la persona più coraggiosa del mondo senza paura per gli altri. Torniamo a Treviso, ora dove ieri è stata posata la seconda passerella sulla penisola del Paradiso, un intervento che si è svolto nel cuore della notte per non creare disagi al traffico, visto che c'è stata la chiusura del PUT, l'apertura al pubblico prevista a fine giugno. Il ponte sarà completato e transitabile a fine giugno. Quindi ancora una trentina di giorni e i cittadini potranno godersi l'estate al fresco della penisola del Paradiso, dove il Botteniga diventa Cagnan e parte delle sue acque corrono all'esterno delle mura di Treviso tra il varco di San Bartolomeo e Porta Filippini. Nella notte la posa della passerella che collega la passeggiata pedonale di Viale Cairoli a quel lembo di terra fino ad ora territorio esclusivo di conigli, anatre e cigni. L'abbiamo posata, l'abbiamo varata, la passerella di 21 metri, 18 tonnellate, quindi era posata in opera, quindi è stato un pezzo unico. È l'elemento essenziale per la continuità della passeggiata golenale nel più ampio lavoro e progetto di riqualificazione del sistema bastionato e delle mura di Treviso. Grazie a questa passerella e a quella già posata nel settembre del 2023 si potranno ammirare da vicino i restauri delle mura in un percorso che collega la penisola del Paradiso ai giardini già rinnovati dedicati a Giuseppe Mazzotti con relative strutture per bambini. Sono già tornati, ne metteremo ancora, a metà giugno sono previste altre 2 altalene, anche un certo rimessaggio dei giochi e anche la continuità dei vialetti. Evasione fiscale, solo il 5% dei comuni veneti denuncia al fisco, il più virtuoso è il comune di Verona, nessuna segnalazione da comuni capoluogo come Belluno e Treviso. Sono solo 30 i comuni del Veneto che, stando agli ultimi dati riferiti al 2023, hanno trasmesso segnalazioni di evasioni al fisco. Su 563 comuni, dunque, solo il 5,3% ha denunciato evasioni fiscali. Lo studio della CGA di Mestre racconta che con le segnalazioni inoltrate le 30 amministrazioni venete hanno rimpinguato le loro casse per oltre 150.000 euro. Dati che fanno riflettere anche in una regione in cui, seppur esista, l'evasione
pressione fiscale abbastanza contenuta. Ai comuni che segnalano all'Agenzia delle situazioni di infedeltà fiscali riguardante IRPEF, IRES, IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali viene riconosciuto un importo economico del 50% di quanto accertato. Tra quelli veneti è Verona il comune che ha incassato di più dalla lotta all'evasione, ottenendo quasi 33.000 euro. Seguono Venezia con 22.416 euro e Peschiera del Garda con circa 18.000. Il colpo d'occhio cade sui capoluoghi di provincia come Belluno, Rovigo e Treviso, che non hanno incassato nulla, lasciando intendere che non abbiano inoltrato nessuna segnalazione qualificata al fisco. Duro il commento della CGA, che però non imputa colpi ai comuni che troppo spesso non hanno sufficiente personale che possa svolgere attività di analisi. Se a parole tutti sono giustamente scandalizzati e pronti a contrastare ogni forma di evasione, nei fatti le cose stanno diversamente. Anche coloro che potrebbero intervenire per combatterla, persino guadagnandoci economicamente, fanno finta di non vederla o peggio ancora si girano dall'altra parte. Come ad esempio la quasi totalità delle amministrazioni comunali del Veneto. Certo, qui da noi l'evasione, il lavoro nero e l'abusivismo edilizio hanno dimensioni contenutissime, ma se solo 30 comuni su 563 hanno segnalato al fisco delle anomalie, vuol dire che c'è qualcosa che non va. La prossima settimana si andrà a votare per 5 referendum abrogativi. Vediamo quali saranno i quesiti ai quali i cittadini sono chiamati a rispondere. L'8 e il 9 giugno prossimi i cittadini e le cittadine saranno chiamati alle urne per esprimersi sui 5 referendum abrogativi, 4 dedicati al lavoro, 1 alla cittadinanza. Ma vediamo come sono state divise le schede. La scheda verde riguarda i licenziamenti ingiusti relativamente all'articolo del Job Act del 2015 che ha limitato il diritto al reintegro per lavoratori licenziati senza giusta causa. Oggi infatti il licenziamento illegittimo comporta solo un'indennità economica. Con il primo quesito referendario si chiede di ristabilire la possibilità di reintegro al proprio posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato. La scheda arancione interessa la tutela per le imprese fino a 15 dipendenti. Si mira ad annullare il tetto massimo di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo, restituendo ai giudici piena discrezionalità nel decidere l'indennità nell'ottica del principio di equità tra i lavoratori. Sarà la volta della scheda grigia, contratti a termine. Il terzo quesito ha lo scopo di limitare l'utilizzo di contratti a termine senza indicare la causale specifica, riportando il principio della necessità di una motivazione per la stipula di un contratto a tempo determinato. Quarto quesito, scheda rosso rubino, sicurezza negli appalti. L'obiettivo è di reintrodurre la responsabilità in solido, rendendo i committenti corresponsabili nel caso si verifichi il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte degli appaltatori. Questo nel caso di infortunio nel luogo di lavoro dato in appalto o subappalto. Infine la scheda gialla inerente all'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri no UE. Se oggi la normativa richiede un periodo minimo di residenza legale continuativa di 10 anni, con il referendum si chiede di ridurlo a 5, un tema particolarmente sentito soprattutto dai giovani cresciuti in Italia senza piena cittadinanza. I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 dalle 7 alle 15. Gli elettori dovranno portare con sé la tessera elettorale e un documento di identità valido. Se non ne fossero in possesso, possono richiederlo direttamente nel comune di residenza. Ancora qualche settimana gli studenti del Veneto saranno impegnati negli esami di maturità. Prima riunione della Commissione il 16 giugno del 2025 con l'insediamento dei commissari, poi il 18 giugno la prima prova scritta per tutti, la prova di italiano e 6 ore di tempo per svolgerla. In Veneto sono 34.372 le studentesse e gli studenti delle scuole statali e 3.666 quelli delle paritarie che sosterranno l'esame. In diminuzione le statali con meno 2.978 alunni, in aumento le paritarie con più 1.583 maturandi. Il maggior numero di studenti in entrambi i casi si registra in provincia di Treviso con 7.411 nelle statali e 390 nelle scuole paritarie. Questi dunque i dati dell'esame di maturità
visita che inizierà il prossimo 16 di giugno. Ora un altro spazio di approfondimento per parlare di turismo nella zona UNESCO delle colline del Prosecco. Abbiamo in collegamento Marina Montedoro, presidente dell'Associazione Patrimonio Colline UNESCO Conegliano e Valdobbiadene. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, grazie. Ecco, allora, con questo ponte del 2 giugno, con temperature peraltro da piena estate, si apre davvero quella che è la stagione estiva anche sulle colline patrimonio UNESCO di Conegliano Valdobbiadene. Come sta andando? Beh, sicuramente sta andando molto bene, non abbiamo ancora i dati definitivi di Regione Veneto dei primi 4 mesi dell'anno, che normalmente arrivano appunto il prossimo mese, però diciamo che sia il sentiment degli operatori della zona che anche ristoratori piuttosto che alloggiatori è molto buono, e noi pensiamo che ribisseremo le performance che abbiamo avuto, direi straordinarie, del 2024, quando, lo ricordo, siamo stati la prima destinazione per crescita percentuale in Veneto e abbiamo avuto una presenza di oltre il 10% superiore all'anno precedente, cioè al 2023. Quindi assolutamente si prospetta un'ottima estate. Ecco, chi è il turista che viene sulle colline patrimonio UNESCO? Beh, allora oggi devo dire che il turista è prevalentemente straniero, siamo intorno al 61-62% di stranieri. Tenga conto che rispetto all'anno pre-Covid abbiamo fatto un più 35% di presenze straniere, quindi vuol dire che siamo sempre più attrattivi per chi in realtà sceglie questa meta per starci diversi giorni. E poi come provenienza il primo paese è la Germania, il secondo paese sono gli Stati Uniti, il terzo la Francia e il quarto il Canada, per cui ci dividiamo equamente tra quello che è il nostro continente e quello che invece è il continente americano. Ecco, diciamo che gli stranieri preferiscono trascorrere anche le vacanze estive sulle colline, mentre magari gli italiani preferiscono più le mezze stagioni, no? Nell'area collinare. Beh, allora questo è indiscutibile e lo vediamo soprattutto nei momenti in cui ci sono le feste per gli stranieri, ad esempio i tedeschi durante la Pentecoste. Però dobbiamo dire che abbiamo avuto una forte presenza anche di turisti italiani e chiaramente di prossimità, come li chiamo io, cioè quelli veneti, nei primi mesi dell'anno. Questo ci ha consentito di iniziare questo percorso che per noi è fondamentale di destagionalizzazione delle presenze turistiche. Tenga conto che gennaio e febbraio abbiamo fatto un più 17% di presenza rispetto al 2023 e addirittura a marzo abbiamo totalizzato un più 39%. Quindi questo significa che veramente le colline non sono più soltanto una meta estiva o primaverile, ma in realtà diventano una meta per tutto l'anno. Ecco, questa destagionalizzazione della presenza turistica può in qualche maniera aiutare anche a risolvere quello che è uno dei problemi che vengono maggiormente segnalati in questo periodo dagli operatori del turismo, che è quello della carenza di personale, della difficoltà a trovare personale in ristoranti, in bar, in alberghi. Allora, sicuramente questa è una delle strategie che possiamo adottare. Allora, io direi che non dobbiamo generalizzare, nel senso che c'è sicuramente una difficoltà a trovare personale stagionale. Il problema del settore turistico è che prevalentemente si affida proprio a personale stagionale, ma per sua natura, come dicevo. Quindi è chiaro che noi abbiamo bisogno di un po' di tempo per invertire questa tendenza e far sì che invece la presenza turistica si distribuisca su tutto l'anno, aiutando appunto anche poi gli esercenti, i ristoratori, eccetera. Poi è altrettanto vero che il problema probabilmente più importante è che, e questo ce lo dicono i dati, soprattutto sulle colline oltre il 50% della manodopera è giovane. Questo significa che sono ragazzi che magari arrotondano la paghetta o comunque lo stipendio che prendono perché studiano e di conseguenza non sempre garantiscono una continuità nell'attività lavorativa. Questo è ovvio che diventa un problema per i ristoratori, perché quando tu dai un servizio lo devi dare a 360 gradi e lo devi dare di qualità, se vuoi che il turista ritorni e soprattutto anche chi abita nella zona ritorni a mangiare nel tuo ristorante.
Certo, senz'altro questo è un aspetto che interessa naturalmente le colline del Prosecco, ma lo stiamo sentendo un po' in questi giorni, riguarda tutti gli operatori del settore turistico, dalle montagne al mare, no? Per quanto riguarda nello specifico questo territorio, voi state organizzando anche tutta una serie di eventi e di manifestazioni per quest'estate in grado di attrarre il turismo, una che ha riscosso particolare successo anche l'anno scorso, quella dei concerti all'alba soprattutto. Esattamente, allora noi anche quest'anno, quindi per il terzo anno consecutivo, abbiamo iniziato nel 2023 con quella che abbiamo chiamato Armonie, che nasceva come iniziativa in realtà grazie a un bando di Regione Veneto che noi abbiamo vinto con la città veneta della cultura, e abbiamo in realtà realizzato un palinsesto di 139 eventi quell'anno proprio grazie all'importante contributo che Regione Veneto ci ha accordato. Abbiamo però deciso poi di proseguire nel 2024 e nel 2025 proprio perché ci siamo accorti che c'è un grandissimo interesse da parte non solo del turista ma anche di chi vive la nostra zona, e lo dobbiamo sia alla grande organizzazione dei nostri comuni ma anche a due banche, quella della Marca e quella della Prealpi San Biagio, che ci danno una mano in questo come associazione. E anche quest'anno riproporremo 17 concerti, 17 eventi, alcuni dei quali tra l'altro veramente straordinari, se penso al concerto al tramonto che terremo con Paolo Fresu e poi Uto Ughi nell'abbazia di Follina. Quindi riproponiamo di nuovo una bellissima stagione, diciamo, estiva e autunnale, sia all'alba che al tramonto. Bene, allora io la ringrazio per essere stata con noi, grazie e buona giornata Marina Montedoro, Presidente dell'Associazione Patrimonio Colline UNESCO del Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Grazie ancora, una buona giornata e una buona domenica. Noi ora continuiamo tornando a Venezia per parlare ancora una volta della sesta edizione del Salone Nautico, con il sistema camerale che ha presentato un interessante report che documenta una crescita costante di questo settore. Vediamo. Ecco, allora dovremmo averlo, abbiamo sentito prima anche dal nostro Lorenzo Maier quanto sia oggi una giornata clou per Venezia, perché oltre al Salone Nautico in corso, e adesso vedremo il servizio relativo a questo studio della Camera di Commercio che appunto è stato effettuato proprio in occasione del Salone Nautico, ma oggi è anche la festa dell'Ascensione e abbiamo visto appunto come sia stata festeggiata con il tradizionale rinnovo dello sposalizio di Venezia con il mare. Ecco, abbiamo il servizio, mi dicono dalla regia, vediamo. Nautica e cantieristica sono un settore in grande crescita e non solo a Venezia ma in tutto il panorama nazionale. Per questo quest'anno ben 4 presidenti hanno preso parte all'apertura ufficiale dello stand della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, main sponsor dell'iniziativa insieme ad Asonautica Venezia, e presentato un importante focus ricerca studio. Lo spazio, all'attesa 90 dell'Arsenale, è stato allestito in occasione della sesta edizione del Salone Nautico, inaugurato con una simbolica stretta di mano. Noi rappresentiamo tutte le imprese e soprattutto quelle che operano nel mondo della cantieristica, della nautica, dei servizi legati al mare. La Blue Economy non possono non avere la Camera di Commercio vicina, e quindi noi non stiamo facendo un lavoro di promozione ma di sostegno a quello che è un mondo che insieme alle altre parti della provincia è vitale per un futuro, per un'economia che possa respirare perlomeno in maniera a pieni polmoni e non sempre in affanno. Per noi è un appuntamento importante, direi l'appuntamento più importante di tutto l'anno. Ci lavoriamo da mesi, il risultato è sotto gli occhi di tutti, stiamo facendo l'interesse dei consumatori attraverso il dialogo con il governo per avere delle leggi a portata
del diportista, del piccolo diportista. Il fatto che ci troviamo alla sesta manifestazione del Salone Nautico è la testimonianza che le nostre imprese, che fra l'altro in questi ultimi anni hanno avuto dal 2015 ad oggi una crescita del 29%. Ad avvalorare l'impegno, non solo in ambito locale e regionale, ma anche nazionale, l'importante intervento di Andrea Prete, presidente di Union Camere. È una importante risorsa quella dell'economia del mare per il nostro Paese, perché tocca tanti ambiti, tocca quello della cantieristica, quindi delle produttori di barche, tocca la pesca, tocca il turismo, tocca la ristorazione. E siamo giunti al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo subito dopo la sigla l'appuntamento con il meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore. Grazie per essere stati con noi, a tutti una buona domenica.